Nicolò Piras, 19 anni, è di Cagliari, è uno studente di quale facoltà? Scienze politiche. C'è questa diatriba, insomma, notizie delle ultimissime ore, lo stop ai porti per i migranti. Lei ha deciso di venire a manifestare qui a Cagliari, perché? Perché continuo a pensare che la dignità umana sia un valore che non vada barattato in cambio di una competizione elettorale, non vada barattato in cambio di una manciata di voti. Penso che tutto il sistema dell'accoglienza ai migranti vada riformato radicalmente, in modo che ci sia una divisione, un bilanciamento equo tra i diversi paesi dell'Unione Europea, e soprattutto che si avvino politiche serie per iniziare a eliminare quelle ragioni che vanno a portare i migranti a lasciare le loro terre, ovvero il furto delle loro terre, gli investimenti stranieri che troppo spesso vanno a minare i loro diritti, eccetera. C'è chi ha detto, avete organizzato questo evento qui a Cagliari e ha utilizzato parole non carine nei vostri confronti, ha detto andate a lavorare, non perdete tempo, era dedicato alla sua fascia d'età, insomma, uno studente 19enne. Lei a questo cosa risponde? Ma noi siamo studenti, quindi studiamo, molti di noi lavorano per mantenersi e per pagarsi gli studi. I nostri problemi sono quelli che vivono anche molti altri, e noi invitiamo tutte queste persone a confrontarsi civilmente e ad aprirsi a più dialogo. Quindi lei non ci sta a queste accuse? No, non ci sto, ma non penso neanche che sia il caso di minimizzarle. C'è un problema, ma il problema si risolve dialogando.